Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Villa Nani Loredan, con i suoi magnifici affreschi e il suo parco, ha ospitato anche quest'anno Sant'Urbano nella natura, la manifestazione che si propone di valorizzare la natura, la cultura e le radici venete. L'11ª edizione della festa, organizzata dalla Proloco e dall'amministrazione comunale di Sant'Urbano, si è conclusa domenica 6 giugno con la rievocazione storica dell'arrivo del Doge di Venezia alla villa. Questa è l'11ª edizione di Sant'Urbano nella natura, una manifestazione che è nata diversi anni fa con lo scopo di promuovere e valorizzare il nostro territorio e le sue specificità. Oggi è in corso l'ultima giornata e appunto con la sfilata rinascimentale. Io rappresento il padrone di casa, in questo caso Bernardo Nadi, e sto attendendo il Doge che sta arrivando qui a casa mia. Questo è un palazzetto veneziano, i veneziani si spostavano qui sia per la caccia ma anche per le vacanze. E io, come vi dicevo prima, sono il padrone di casa. In quell'occasione appunto il Doge è venuto a conferirmi l'onorificenza di rappresentare la Serenissima qui in questo territorio. Sbandieratori, mercatini, musici, mostre, spettacoli, orchestre e premi hanno animato le giornate e le serate nel parco della villa, per una festa che ormai è diventata un vero e proprio appuntamento fisso. È una festa per tutte le età, ha detto Alessandro Barbetta, presidente della Proloco, in cui c'è spazio per il divertimento e per le tradizioni, per la cultura e per la gastronomia. Anche lo stand, infatti, si distingue per offrire piatti tipici delle nostre zone, ormai difficilmente assaporabili in giro. Come da tradizione, anche quest'anno è stato assegnato il premio Sant'Urbano nella natura, che negli anni scorsi ha portato in paese grandi nomi, che si sono sempre distinti per la loro vicinanza alle tematiche ambientali. Il premio 2010 è andato a Tom Perry, il famoso scalatore scalzo, che ha stupito il mondo con le sue imprese a contatto con la natura.